Tolleranza zero per coloro i quali saranno scoperti a depositare la spazzatura infrangendo le regole sul corretto conferimento dei rifiuti. Per fronteggiare la recrudescenza di un fenomeno che devasta l'immagine della nostra comunità e nonostante gli appelli a un maggiore senso civico, l'amministrazione comunale di Porto Empedocle sta potenziando la dislocazione delle fototrappole su tutto il territorio di propria competenza per immortalare gli incivili di turno nella fragranza dell'abbandono della spazzatura. Ma c'è di più. Oltre alla sanzione amministrativa normalmente camminata, scatterà infatti anche la sanzione penale in ossequio alla legge 137/2023 che stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale e non più di una sanzione amministrativa nel caso di abbandono dei rifiuti compiuto da quei soggetti che non sono titolari di imprese o responsabili di enti. È giunta l'ora di colpire con maggiore severità, utilizzando gli strumenti conferitici dalle leggi vigenti, coloro i quali non amano la nostra città e la deturpano costantemente. Questo quanto sottolineato dal sindaco di Porto Empedocle Calogero Maltello nel preannunciare una nuova stretta contro chi non rispetta le regole. Dunque, in base a quanto stabilito dalla nuova conversione dell'articolo 255 del comma 152/2006, novellata dall'articolo introdotto successivamente dalla legge di conversione del 9 ottobre 2023, chiunque compia l'abbandono di rifiuti è punito con l'arresto da 3 mesi a 1 anno e un'ammenda pecuniaria da 2.600 a 26.000 euro se gli scarti abbandonati fossero classificati come non pericolosi. Si arriva anche all'arresto da 6 mesi a 2 anni con un'ammenda da 2.600 euro fino a 26.000 euro se gli scarti abbandonati sono classificati come pericolosi. Il corpo della polizia locale, conclude il sindaco Martello, sarà come sempre impegnato nel controllo del territorio per stoppare una volta per tutte la nascita di discariche nei vari quartieri cittadini della città marinara.